Buongiorno, io sono Gianfranco Porta, vengo da Gonos Fanatica, sono un panificatore e attualmente rappresento l'associazione provinciale di Cagliari che comprende Medio Campidano e Sulcis Iglesiente. E quindi rifacendoci un po' a quello che diceva il dottor Mameli, attualmente il grano utilizzato cioè la semola utilizzata nella panificazione nel nostro territorio non è superiore a un 5-10%. Praticamente utilizziamo il 90% e più di farina di grano tenero per fare il nostro pane. Quindi il pane che è sulle nostre tavole, la maggior parte del pane che è sulle nostre tavole non è fatto con grano locale. E d'altronde il settore della panificazione, attualmente le piccole botteghe artigiane hanno anche grandi difficoltà a stare nel mercato perché si trovano ad avere una concorrenza trasversale di altre tipologie di pane, tra cui, a parte il pane confezionato tipo morbido che c'è da tanto tempo, anche quello che sta arrivando adesso sui nostri mercati, che è il pane surgelato. Questo pane surgelato che arriva in quantità quasi incredibili, praticamente dai dati che siamo riusciti così ad ottenere chiedendo da una parte all'altra si parla di 300 quintali di pane precotto che viene cotto all'ultimo momento nella grossa distribuzione e viene venduto come pane fresco. Cioè, quindi 300 quintali di pane è quasi un 20% del totale complessivo del consumo che c'è in Sardegna. Quindi ci ritroviamo in questa situazione, che questo pane praticamente non si conosce l'origine, non si conosce la materia prima, è ricco sicuramente, non sicuramente, certamente di additivi chimici, di conservanti per poter essere tenuto per tanto tempo nei freezer. Quindi per farmi un amico in più e per confermare quanto sta dicendo il presidente dei panificatori, voi andate a Cagliari al villaggio dei pescatori e trovate il pane che arriva da Parma. Quindi insomma questa situazione ha portato i panifici artigiani a soffrire tanto questa situazione. Come poter venire a capo di tutto questo? Il fare il pane praticamente non è che sia cambiato tanto da 50 anni a questa parte, cioè per la tecnologia non ci ha aiutato più di tanto. Il pane è una cosa viva, fare il pane richiede tanto lavoro e tanta passione. Ci sono poche attrezzature che hanno, diciamo, potuto eliminare la manodopera, quindi i costi della produzione del pane sono alti anche per questo. E allora l'associazione dei panificatori di Cagliari stava cercando di portare avanti una serie di iniziative, grazie anche a un contributo avuto dalla Camera di Commercio giusto l'anno scorso, sulla valorizzazione dei pani tradizionali e sulla filiera. Questo dei pani tradizionali è un discorso che è nato da oltre 10-12 anni fa, con l'aiuto sia dell'Università di Sassari, della Camera di Commercio, Porto Conte Ricerche, insomma Sardegna Ricerche, e ha avuto tutto questo iter che si prefiggeva, io parlo dei nostri pani che sono il cocoi, il modizzosu e il civraju, e si prefiggeva di valorizzare questi pani utilizzando sia il prodotto locale, quindi la semola prodotta in Sardegna, sia anche l'utilizzo del lievito naturale, perché una delle prerogative per avere un pane salubre, un pane che si possa identificare come nostro, è anche quello l'utilizzo del sovrumento della madre acida, come abbiamo sempre fatto da noi, come tuttora si fa, e come praticamente potrebbe essere questo un punto vincente per quei panifici artigiani che vogliono identificarsi un po' nel settore, perché il lievito di birra, diciamo, è fatto di un solo lievito, il sacramiceto, quindi come dice il professor Faris, dice il pane con lievito di birra non è pane, è farina impastata. Allora mettiamoci un po' quello che è le nostre biodiversità, quelle che sono le nostre, come si può dire, quelle
quei sapori, quei profumi che sono dovuti a una fermentazione lunga, che danno poi un pane più salubre, un pane che ha diversi lieviti, non solo lievito, solo un lievito, ma ne ha tantissimi, in più ha anche i batteri lattici. Quindi un pane che dà sicuramente anche una, come si può dire, anche meno zuccheri, quindi ha anche meno problemi per i celiaci, infatti molti lo utilizzano, però adesso non è che voglio dire che il pane con questo frumento lo possono mangiare anche i celiaci, però ci sono degli studi avanzati che portano a questo. Quindi a margine di tutto questo sta nascendo sia il cosiddetto bollino bianco, che è nato a livello nazionale per identificare quei panifici che vendono il pane fresco, cioè che al loro interno fanno tutto il loro processo di produzione, dall'impastamento allo sfornamento, e quindi si possono identificare con questo bollino bianco. Quindi oltre a questo abbiamo voluto rafforzare questa iniziativa con un contratto di filiera, un lavoro che stiamo portando avanti con la cooperativa Madonna d'Itria, con alcuni molini, tra cui il signor Galleu, tra cui Brundu di Macomer, e il Molino Secci di Senorbì, e loro sono partiti, diciamo, col dare un prezzo al grano, cioè il molino Brundu è partito col dire: ecco, noi vi paghiamo il grano a 25 euro. Allora da lì riusciamo, diciamo, a far contenti anche gli agricoltori, a mettere in commercio un grano, un prodotto, una semola sarda che può essere utilizzata per tutto il ciclo della filiera, in modo che quando noi andiamo a constatare il pane che è sulla nostra tavola riusciamo a dargli un legame con il nostro territorio, riusciamo a parlare dal campo alla tavola, riusciamo anche a significare che il pane non è solo cibo, è anche cultura, è anche tradizione, è anche un fatto sociale, perché se noi consumiamo il nostro pane, d'altronde aiutiamo anche gli agricoltori e di conseguenza facciamo anche un rigiro della moneta, perché probabilmente quello che manca è anche il famoso rigiro della moneta, perché i soldi non girano più da noi. Una delle difficoltà che andiamo ad incontrare è quella del dialogo, cioè non si riesce a dialogare anche con i nostri con gli altri panificatori, cioè sta diventando difficile riuscire a incontrarsi, a fare due chiacchiere, a confrontarsi, a cercare di parlare dei nostri problemi. Ed è questo, cioè il problema maggiore secondo me è il fatto, prima di tutto, che, insomma, forse è una battuta, ogni artigiano dovrebbe avere due teste, una da commerciante e tenersi quella da artigiano solo 12 ore e poi cambiarla con quella di commerciante, perché se siamo bravi a produrre e poi non siamo bravi a vendere non abbiamo fatto niente. Infatti ogni artigiano si vanta delle sue cose, il pane è più buono o il lavoro suo è il migliore, quindi però poi non riesce a venderla, e questo della incapacità di venderla è anche quello dell'incapacità di riuscire a comunicare prima di tutto anche con i propri colleghi. Meno male che, diciamo, questo percorso di filiera sta andando avanti grazie anche all'aiuto, al contributo degli agricoltori e dei mugnai, e quindi siamo a buon punto su questo. Cosa posso dire ancora?